Parla per la prima volta dello scoppio del maxi focolaio l'ex Serena, il presidente della nuova facility marinese, dito puntato contro un gruppo di facinorosi che impedirebbe di far rispettare le regole anti-Covid. Ex Serena come Vo invoca una quarantena rigorosa il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, il nuovo giro di tamponi il prossimo 12 agosto. Intanto il governatore del Veneto ribadisce situazione scandalosa, la struttura va chiusa per avere un'infezione del genere, vuol dire che di prevenzione ne è stata fatta zero. Anche il candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione oggi davanti alla Serena ha definito la vergogna nazionale e dice i leader delle forze politiche che mi sostengono vengano qui. Varato intanto il nuovo piano di sanità pubblica con cui la Regione si prepara ad affrontare l'autunno, investimenti di mezzi, spazi e uomini. Zaia dice rischio di probabile psicosi dovuta all'arrivo dell'influenza. Drammatico schianto lungo la Ponte Bana a San Fiore, una Smart finisce contro un camion, 2 donne ferite, strada a lungo in tilt. Troppe frane nel Bellunese dopo la tempesta Vaia, nasce una commissione regionale che studierà il fenomeno, obiettivo fornire a Veneto Strade gli strumenti per prevenire e ridurre il rischio sulla viabilità. Non mancherà l'appuntamento di Ferragosto con il tradizionale concerto dell'Assunta a Treviso, ma le misure anti-Covid costringono a cambiare location. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque l'avete sentito, torniamo a parlare del caso Serena e quindi dell'aumento esponenziale dei migranti, dei positivi, soprattutto i migranti, 233 su 244 positivi all'interno dell'ex caserma Serena tra Treviso e Casiera. A parlare oggi per la prima volta dallo scoppio del maxi focolaio è il presidente della nuova facility, Gian Lorenzo Marinese, che gestisce appunto anche l'ex caserma Serena e che punta il dito contro un gruppo di facinorosi che all'interno del centro di accoglienza impedirebbe di far rispettare le regole anti-Covid. A determinati contagi, io ribadisco, è l'impossibilità di dare una vera separazione dovuta al fatto che c'è una piccola parte degli ospiti che la rende impossibile e inattuabile. Gian Lorenzo Marinese, presidente della nuova facility, la società che gestisce l'ex caserma Serena, parla per la prima volta dopo lo scoppio del nuovo vasto focolaio di Covid. Era rimasto in silenzio quando ci furono i 133 positivi, ora che il numero è quasi raddoppiato e gli attacchi alla gestione del centro si moltiplicano, spiega che all'interno la presenza di un gruppo di violenti impedisce di far rispettare le regole anticontagio. Ci furono degli ospiti, circa una decina, che sequestrarono i medici dell'ASL e dei nostri dipendenti. Quegli ospiti purtroppo, nonostante denunce, nonostante le varie segnalazioni, non sono mai stati allontanati dalla struttura. Ecco, quegli ospiti sono gli stessi che in questi giorni ci stanno rendendo molto difficile il lavoro. Questi ospiti stanno addirittura schernendo quelli che vogliono isolarsi, stanno schernendo quelli che si mettono la mascherina, rendendo di fatto impossibile ogni tentativo di separazione. Ma c'è anche il tema sanitario, perché il sospetto che lancia Marinese è che il virus dalla caserma a giugno non sia stato completamente debellato. Il 10 e 11 giugno vengano trovati i primi 2 positivi all'interno della struttura, vengano fatti i tamponi a tutti ed erano tutti negativi. Dopo 8 giorni di quarantena, senza fare degli ulteriori tamponi, viene dichiarata la caserma Covid-free. E adesso, a distanza di poco più di un mese, ci troviamo oltre 200 casi di positività all'interno. Dovete pensare che è positivo anche un mio dipendente che è 3 settimane che non metteva piede in struttura perché era in ferie. Come a dire, aveva contratto il virus ben prima. L'ex Serena non va demonizzata, aggiunge, è stata una struttura fondamentale per rispondere a un'emergenza. Ora, conclude, rispetto al Covid, non rimane che attendere che il virus faccia il suo naturale decorso. A questo punto aspetto che questa pandemia finisca, aspetto che questa situazione di difficoltà all'interno della struttura finisca con dei tempi, essendo praticamente tutti positivizzati, aspettiamo che si negativizzino e che finisca questa brutta vicenda. Dal presidente di Nova Facility raggiunto telefonicamente a Lampedusa, dove si trova in questi giorni, in queste settimane, perché gestisce, come sappiamo, anche l'hotspot dell'isola siciliana, al direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che invoca una quarantena rigorosa, una caserma ex Serena come Vo, blindata come Vo, e che al gestore della Nova Facility, a Marinese, che sospetta, abbiamo sentito, che il virus non sia stato debellato a giugno, replica con durezza e dice: pesi le parole, altrimenti quereliamo.
Era chiaro che dovesse succedere questo, lo pensavamo, lo sospettavamo, perché ovviamente non c'è il distanziamento, non c'è l'utilizzo delle mascherine. Non è affatto sorpreso il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, della moltiplicazione dei positivi all'ex caserma di Dosson, e non lo meraviglierebbe che tra qualche giorno tutti gli ospiti finissero per essere contagiati, ma essendo tutti asintomatici è fiducioso che il focolaio si risolva senza conseguenze. Noi intanto pensiamo di fare i tamponi fra 7 giorni. Comunque è chiaro che finché c'è questa situazione chiediamo la collaborazione della prefettura e delle forze dell'ordine, perché questo deve rimanere, come dire, un cluster isolato tipo Vo. Quarantena ferrea, una sorta di zona rossa, nessuno quindi deve lasciare la struttura, che rimane a rischio soprattutto in previsione dell'autunno, se all'interno non si riuscirà a convincere gli ospiti a rispettare le norme anticontagio. L'utilizzo della mascherina, in particolare in autunno, quindi dove non c'è neanche il fastidio del caldo, deve essere obbligatorio, altrimenti il rischio che si creino ancora situazioni di questo tipo esiste. Quanto alla possibilità che il virus da qui, da giugno a oggi, non se ne sia mai andato e che, come sostiene Marinese, sia stata una mancanza dell'ULSS quella di non aver eseguito un'ulteriore serie di tamponi, Benazzi replica duramente. Bisogna stare attenti quando si dicono queste cose, perché poi scattano anche le querele. Ecco, io credo che il dottor Marinese deve stare molto attento e accorto e pesare le parole. Io credo che quando abbiamo trovato tutti negativi, da quell'episodio è passato 1 mese e mezzo, quindi non c'è concausa né relazione tra i due eventi. Quello che l'azienda poteva fare lo ha fatto. Abbiamo dato chiare indicazioni alla divisione dei plessi, dei 4 plessi, abbiamo dato chiare indicazioni che dove c'erano le docce dovevano stare i positivi. Questo dall'occhiata che ho avuto modo di dare all'interno della caserma non mi pare sia stato rispettato. Il campanello d'allarme lo dovevano dare loro, e soprattutto il lavoro di distanziamento, continuo a ribadire, e di mascherine doveva essere fatto dagli operatori della New Facility. Intanto la polemica infiamma ovviamente il dibattito, torna a parlarne anche il governatore Zaia, che ribadisce che quella struttura va chiusa. È scandaloso che sia accaduto quello che è accaduto e sta accadendo a Treviso, alla caserma Serena. Va giù duro il presidente del Veneto Zaia parlando della situazione all'ex caserma Serena, dove i positivi in meno di una settimana sono quasi raddoppiati, arrivando a 244. Numeri che vanno ad incidere sull'RT del Veneto, spiega il governatore. Nella nostra regione la situazione è sotto controllo, togliendo i casi di Jesolo e Treviso, continua, registriamo in media 7-8 contagi al giorno, ordinaria amministrazione. Ovvio è che quando tu trovi 240 persone contagiate in una caserma come Treviso, i numeri sballano. E a me spiace, perché poi nelle classifiche nazionali viene fuori il Veneto è un lazzaretto. Noi non siamo un lazzaretto, la situazione è assolutamente sotto controllo. Più che altro c'è qualcun altro che non ha controllato dove doveva controllare. La sanità viene prima di tutto, e quindi sì, dar da mangiare, sì, accudire, però mi chiedo anche perché non sia stata fatta un minimo di prevenzione e di tutela. Insomma, per avere un'infezione del genere vuol dire che di prevenzione è stata fatta zero. Zaia poi torna sul futuro di queste strutture d'accoglienza. Queste strutture devono essere smantellate e devono tornare a casa loro. Il presidente del Veneto spiega come dagli ultimi tamponi effettuati si rilevi un'evoluzione microbiologica, ovvero ci si avvia alla negativizzazione dei positivi. Il prossimo giro di test all'ex caserma Serena, conclude il governatore, si farà il 12 agosto e immagino che in quell'occasione troveremo diversi negativi. Davanti alla caserma Serena oggi anche il candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione, Lorenzoni. Abbiamo identificato in questo luogo un simbolo di una cattiva gestione. Una cattiva gestione del tema dei migranti, una cattiva gestione del tema della pandemia e in fin dei conti insomma un uso strumentale anche di questa situazione. Ex caserma Serena di Dosson, dove 244 tra migranti e operatori sono ad oggi positivi al Covid-19, emblema di un sistema che ha fallito per il candidato di centrosinistra alla presidenza del Veneto Arturo Lorenzoni, che da Casier lancia un invito ai leader delle forze politiche che lo sostengono. Vengano qui, dice, questa è una vergogna nazionale. Dobbiamo attivare dei percorsi di integrazione diversi, in cui la dignità delle persone sia rispettata e in cui ci sia effettivamente la possibilità di un inserimento lavorativo, di un inserimento sociale. Io credo che
sia la prova di un modello che deve essere superato velocissimamente con delle nuove regole e con il superamento dei decreti Salvini che stanno creando in Italia delle situazioni di allarme sociale. Era la strada dello SPRAR quella da seguire per dare una risposta adeguata al tema dell'immigrazione, l'accoglienza a piccoli gruppi, così da salvaguardare la sicurezza pubblica da una parte e sostenere dall'altra l'integrazione di queste persone. C'è qui con me Antonio Calò, che ha dimostrato che modelli di accoglienza diversi sono possibili, funzionano e dal punto di vista sociale e economico sono molto più efficaci. Dobbiamo attuarli da subito. Ma l'ostacolo da superare, rincara Calò, è sotto gli occhi di tutti. C'è una volontà politica chiara, chiarissima, preferiscono metterli tutti insieme qua e sperano che ci sia cagnarra e che siano visti sempre male per accaparrare voti. C'è solo questo motivo, il resto è zero. In 5 anni che non si riesca a risolvere un problema di questo genere è vergognoso, è da incompetenti. L'ex caserma va chiusa, lo ribadisce e torna quindi a fare eco alle parole di Zaia il sindaco Mario Conte, che dice: ho incaricato l'avvocatura di fare tutti gli approfondimenti del caso, ma il prefetto Laganà dice no a processi sommari. Una vera e propria bomba sanitaria, quella che sta scoppiando all'interno della caserma Serena. Una situazione che noi non vogliamo in alcun modo accettare. Il centro di accoglienza all'ex caserma Serena va chiuso, il sindaco di Treviso non ne vuole più sapere e ha deciso di muoversi per vie legali. È una struttura gestita dal Ministero che ha appaltato a una cooperativa. All'interno di questa struttura il comune e la polizia locale non possono in alcun modo avere accesso, e quindi chi doveva fare i controlli, chi doveva rispettare i protocolli, chi doveva garantire la sicurezza, ora sarà chiamato a rispondere delle conseguenze di quello che sta succedendo. Io ho passato la pratica all'avvocatura perché noi abbiamo l'obbligo e il dovere di mettere in sicurezza da un punto di vista sanitario la nostra comunità. È evidente che la cooperativa che fino ad oggi ha gestito non è più in grado di gestirla e quindi quella struttura va presa per mano e chiusa. Se qualcosa non è stato fatto in maniera adeguata, doveva essere fatto meglio, noi di queste cose poi discuteremo e contesteremo eventualmente al gestore. Però questi processi a priori fatti da chi sta per strada e non gestisce queste situazioni, francamente è una cosa che mi pare un po' che ha assunto toni che onestamente non condivido. Il prefetto smentisce Conte, all'ex Serena c'è sempre stato libero accesso, dice il comune ci ha voluto anche ricavare un dormitorio per senza tetto negli ultimi 2 anni. Quindi delle due l'una, se la Serena era così invivibile, mi sarei aspettato, visto che lui c'è entrato, io non ho mai negato che si potesse entrare, che in tempi non sospetti denunciasse queste cose. Quanto al gestore che lamenta che non siano stati allontanati i violenti, quelli che ora impediscono agli operatori di lavorare, Laganà conclude. Ci sono tuttora delle esigenze particolari legate alla vicenda precedente per cui queste persone devono rimanere a disposizione della magistratura, che ci ha in qualche modo indotto a non adottare questi provvedimenti di allontanamento. E poi ci sono le sensazioni, insomma, della gente, dei residenti attorno alla zona della caserma Serena dopo anche questo aumento esponenziale di positivi all'interno. È molto grave perché noi siamo stati reclusi per tanti mesi, io ho 3 figli, 2 che in età scolare hanno perso tanti mesi e ora speriamo che questo non vanifichi tutto il nostro sacrificio. Molto male, penso. Non vedo l'ora, speriamo che li rimandino a casa perché non ne posso più. Sono rimasto scioccato, ho letto proprio stamattina perché pensavo che invece ci fosse una diminuzione. Io oltretutto abito abbastanza vicino, però non sono preoccupato. Cerco di starmene a casa il più possibile, dire la verità. Per fortuna abito in una casa da sola e quindi non ho contatti, diciamo. Io credo che innanzitutto bisogna avere rispetto della cittadina in cui sono stati collocati. Non ho paura per il coronavirus perché io sono già stata contagiata, o forse sì, ho più paura di altri proprio perché sono già stata contagiata. Mi dispiace
quando sento che non vogliono fare la quarantena, non vogliono fare l'isolamento, non vogliono e tentano di scappare, perché io e la mia famiglia siamo stati costretti a stare in isolamento per 20 giorni. Li hanno tutti quanti chiusi dentro e si sono infettati l'uno con l'altro, dovevano fare le cose in maniera diversa. Di questa faccenda penso che non va bene per niente, sti controlli vanno fatti assolutamente per queste persone qua, soprattutto perché in questo periodo qua un po' particolare vanno controllati e logicamente si devono adeguare anche loro. Dovrebbero controllare l'immigrazione, controllare chi viene e chi esce, anche perché vanno in giro tranquillamente, anche se sono risultati negativi il giorno dopo possono essere positivi, quindi c'è poco controllo. Adesso è diventata una roba che hai paura anche ad uscire. Intanto oggi è stato presentato dalla Regione e dal Governatore Zaia il nuovo piano di sanità pubblica, è la famosa artiglieria pesante con la quale la Regione si prepara ad affrontare l'emergenza in autunno, quello che sarà insomma l'autunno con il coronavirus, con un virus che c'è ancora, fronteggiando anche quella che potrebbe esserci, cioè una psicosi coronavirus quando arriverà l'influenza, mentre in questi giorni, abbiamo anche ribadito, si registra un aumento di nuovi focolai di rientro dalle vacanze. I nuovi focolai in Veneto dovuti al cosiddetto virus di rientro, cioè portato da fuori da chi esce dalla nostra regione e vi fa ritorno dopo aver trascorso le vacanze all'estero. Abbiamo casi dalla Spagna, casi dal Perù, casi da Malta, parlo al plurale perché non ce n'è uno, ce n'è più di uno. Isola di Pag della Croazia, 8 ragazzi abbiamo. Da Corfù. Da qui i consigli: continuare a tenere alta la guardia usando i dispositivi anche in ferie. Però i dati ci dicono anche che siamo davanti a una categoria che non avevamo d'inverno, o meglio avevamo in maniera infinitesimale, che era quella dell'asintomatico. C'è di persona che non ha nessun sintomo ma che ha una positività che poi la condurrà alla negativizzazione. Anche il nuovo piano di sanità pubblica si prepara a fronteggiare quell'emergenza d'autunno che per il governatore Zaia sarà dettata comunque dalla psicosi di chi, avendo febbre e tosse, tema possa non essere una semplice influenza. Perché uno che ha l'influenza pensa di avere coronavirus nell'autunno-inverno 2020-2021. Con la prevenzione e la capacità diagnostica della rete dei laboratori potenziata anche l'assistenza ospedaliera, con i posti letto in terapia intensiva che passano dai 494 della pandemia agli 840 e ben 1016 in particolari situazioni di emergenza. Posti letto in aumento per le semi-intensive che da 85 diventano 663 e per le malattie infettive che da 165 si portano a 1085. Abbiamo fatto investimenti per 81 milioni e 900 mila euro. Fondamentali per lo screening d'autunno i test differenziali programmati per la corretta diagnosi. Cioè noi abbiamo dei coronavirus che danno l'influenza e abbiamo questo che ci rompe un po' di più. Quindi voi capite che chiunque, lo vediamo già con i bambini in età pediatrica, questo è un fenomeno che potete evidenziare, a ogni bimbo che comincia ad avere la tosse o la febbre, giustamente viene inviato dal pediatra per un tampone, che nella quasi totalità dei casi, se non tutti, è negativo. Avremo comunque un'emergenza, questo mi interessa dirvi, garantita al limone, che sarà quella dell'influenza che dovrà essere testata. E poi c'è ovviamente il turismo che ha a che fare con dati, lo sappiamo, drammatici. Oggi il punto della situazione alla Camera di Commercio di Treviso. In questa estate post-Covid all'appello in Veneto mancano 2 turisti su 3. È uno dei dati emersi dall'analisi dell'Osservatorio regionale di Unioncamere che nei primi 6 mesi del 2020 registra un calo medio della ricettività del 70%, ma che contemporaneamente rileva come la nostra regione sia una delle destinazioni che meglio di altre si sta risollevando dopo il lungo lockdown. Ma è importante continuare su questa strada, spiega il presidente di Unioncamere Veneto Pozza, garantendo la sicurezza ai turisti. Noi abbiamo un'eccellenza sanitaria, ci deve essere a fianco all'eccellenza sanitaria anche chi controlla il territorio.
Non possiamo permetterci casi come Jesolo, come la caserma Serena, perché altrimenti andremo a buttare via tutta la reputazione che abbiamo e tutto lo sforzo che stiamo facendo. È incomprensibile dal punto di vista di un imprenditore che lo Stato non garantisca questo. Pozza condivide le dichiarazioni del sindaco di Treviso Conte, che aveva parlato di danno d'immagine per la città. D'accordo, firmo e controfirmo e sottoscrivo, più di così credo sia chiarissimo il messaggio che il sindaco ha mandato. E proprio la sicurezza guida i turisti verso una meta piuttosto che un'altra. Dall'analisi dell'osservatorio infatti emerge come tra i motivi di scelta della destinazione vi sia la possibilità di raggiungere la località di vacanze in auto, seguita dall'efficienza del sistema sanitario. Nel dettaglio la fotografia scattata da Unioncamere mostra come in questi primi mesi di estate il turismo veneto si stia risollevando, registrando un meno 67%, in miglioramento rispetto al meno 70% del primo semestre. Oggi siamo già in ripresa molto positiva. Agosto mi dicono che in molti territori, a cominciare dal mare, dalla montagna, dal lago di Garda, un po' meno nelle città d'arte, che sono forse il settore che soffre un po' di più, però stiamo avendo prenotazioni veramente molto elevate per agosto. E il Veneto, per un futuro che punta sempre più sul turismo, pensa alla creazione di un'agenzia regionale per la promozione. Si muova, diciamo, con le regole, se vogliamo, del mercato anche privato, quindi in maniera molto più snella, ma che ovviamente abbia una testa pubblica e quindi che tenga presente tutto il territorio regionale per fare promozione. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi torneremo alla cronaca. Rieccoci in studio in diretta con la cronaca, vi parliamo del grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a San Fior, una Smart con due donne a bordo che ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi contro un camion frigo. Purtroppo in questi minuti è arrivata la conferma che una delle due donne ferite, quella più grave, una 32enne di origini croate ma residente a Portogruaro, è morta, era stata trasportata al Cafoncello di Treviso. Dicevamo, il sinistro è avvenuto sulla Ponte Bana a San Fior, è stata rimasta bloccata per ore. Secondo i primi accertamenti della polizia stradale, la Smart avrebbe sorpassato un altro mezzo pesante che stava svoltando a destra per entrare in un distributore, non accorgendosi del camion frigo. L'impatto violentissimo, come vedete nelle immagini che vedete in onda, la piccola utilitaria distrutta. Le due donne appunto sono state trasportate con l'elisoccorso in ospedale. È gravissima la 23enne che si trovava assieme alla vittima. Purtroppo invece la 32enne è stata dichiarata morta poco fa, e quindi il bilancio è di una vittima e di un ferito grave per questo incidente a San Fiore. Ed è anche per cercare di risolvere un punto molto pericoloso per la viabilità nella zona di Ponte di Piave che oggi c'è stato il taglio del nastro a Levada di una nuova rotatoria appunto in una zona a alto rischio nel passato per la viabilità. 5, 4, 1. È una rappresentanza di studenti dei plessi scolastici di Levada, Ponte di Piave e Negrisi a tagliare il nastro insieme al governatore Zaia per l'inaugurazione della nuova rotatoria lungo la Postumia, costata 350.000 euro, di cui 270.000 da parte dell'amministrazione comunale e 127.000 della regione. Un'opera che il sindaco Paolo Roma aveva iniziato a progettare durante il suo primo mandato. Il comune infatti partecipò al bando appena 2 giorni prima del commissariamento e che ora vede la luce proprio al termine di un lungo periodo difficile legato all'emergenza Covid. È il simbolo della rinascita e della ripartenza di Ponte di Piave. Ringrazio anche le maestranze perché durante il lockdown, grazie anche alle disposizioni della Regione e dell'Avvocatura della Regione Veneto, siamo riusciti a farla ripartire e a chiudere adesso, quindi un gesto anche simbolico. La rotatoria è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale per risolvere un problema di sicurezza stradale. Questa arteria infatti registra uno dei più alti tassi di incidentalità, 7 per chilometro all'anno. Un punto importante e nevralgico, 30.000 sono i veicoli al giorno che passano e davvero inaugurare questa rotonda grazie al contributo della Regione Veneto è una cosa importante soprattutto per i cittadini di Ponte di Piave, per i cittadini che abitano nella frazione di Levada, di Busco e di San Nicolò.
Adesso, come ogni venerdì, vediamo un attimo quali sono le previsioni del weekend con il generale Giancarlo Iannicelli. Dopo tanto caldo, poi nubifragio, vediamo cosa ci attende. Sentiamolo. L'anticiclone che sta predominando e quindi garantisce tempo stabile, tipico d'altronde di questo periodo, anche se nei giorni scorsi abbiamo avuto fenomeni di instabilità anche piuttosto frequenti. Comunque tempo stabile per sabato e per domenica, con cielo in prevalenza sereno. Naturalmente un po' di instabilità, qualche temporale sui rilievi ancora previsto e una moderata attività cumuliforme in pianura durante il pomeriggio. È un tempo stabile che ci accompagnerà per gran parte anche della prossima settimana, anche se poi a ridosso del Ferragosto potremmo avere qualche disturbo, quindi di nuovo qualche fenomeno irregolare, quindi di qualche temporale, però questo lo confermeremo. I venti sono deboli, direzione variabile, le temperature continuano, anzi crescono velocemente, si riportano su valori più alti della media, infatti i valori minimi previsti sono intorno ai 20 gradi, i valori massimi intorno dai 32, 33 anche 34 gradi. L'Alto Adriatico è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. E a proposito di Ferragosto, lo ha accennato il generale Iannicelli, non mancherà a Treviso un appuntamento caro ai trevigiani, cioè il tradizionale concerto dell'Assunta, ma le misure anti-Covid evidentemente costringono a cambiare location. Sfileranno nomi importanti sul palco del tradizionale concerto dell'Assunta, protagonista l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, un appuntamento di Ferragosto sentito dai trevigiani e che l'amministrazione comunale non ha voluto annullare. Misure anti-Covid e ingresso su prenotazione. Fra le novità la location che passerà dalla piazza Santa Maria Maggiore a piazzale Burchiellati, così da poter accogliere 700 persone. Il programma è meraviglioso, alza ancora il livello qualitativo di questa manifestazione perché con l'arrivo alla direzione artistica del grande maestro Cristian Ricci, la città di Treviso può beneficiare non solo della sua arte e della sua musica, ma anche dei suoi contatti internazionali. Un programma ricco con nomi eccellenti, primo fra tutti Cristian Ricci, artista di fama internazionale. Comincerà il soprano Hu He, il celebre soprano cinese, forse il più grande soprano lirico spinto adesso che abbiamo al mondo, che ha accolto l'invito ad essere protagonista di questo concerto. Si esibirà con 2 arie stupende di repertorio, Un bel ti vedremo dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini e il Vissi d'arte dalla Tosca di Giacomo Puccini. Avremo il bravissimo soprano di scuola trevigiana, tra l'altro formatasi proprio nel cuore di Treviso, Claudio Pavone. Ed ancora non mancherà la presenza del mezzosoprano Alice Marini e del basso Abramo Rosalén. Un programma che i trevigiani sapranno apprezzare. I trevigiani sono dei melomani incalliti, un pubblico calorosissimo. Ricordo una mia partecipazione ancora qualche anno fa al concerto della Madonna Granda e conobbi un pubblico veramente straordinario. La musica si fa insieme al pubblico, questo sì. Un'estate questa che nonostante l'emergenza Covid è davvero ricca di appuntamenti e iniziative culturali. Credo nell'estate sicuramente c'è un investimento in cultura almeno del 30% in più, ma anche uno sforzo di tutto il personale, anzi grazie per la domanda perché faccio un esempio. Solo per ottemperare a tutte le prescrizioni anti-Covid il nostro personale ha dovuto triplicare le ore di lavoro, perché pensate alla misurazione della temperatura, per esempio, mantenere il distanziamento, quindi uno sforzo di tutta la macchina comunale incredibile. Adesso le notizie dal Bellunese. Parliamo di frane, sta per muovere i primi passi, infatti una nuova commissione regionale che studierà il fenomeno delle frane nel Bellunese. L'obiettivo principale è quello di fornire a Veneto Strade gli strumenti per prevenire e anche ridurre il rischio a carico della viabilità provinciale. Sentiamo. La prima riunione è già stata fissata per il prossimo 31 agosto. Nasce una commissione speciale sulle frane in provincia di Belluno. Luminari e studiosi dell'Università di Padova, geologi, tecnici, protezione civile sono pronti ad avviare un monitoraggio puntuale che servirà a Veneto Strade che della commissione promotrice per programmare interventi per la prevenzione del rischio frane a carico della viabilità provinciale. Purtroppo nel Bellunese dopo Vaia le frane sono all'ordine del giorno, cioè non c'è temporale o evento meteorologico un po' intenso che non causi una frana. Il problema che noi ci stiamo ponendo in questo momento è cosa sta succedendo nella montagna bellunese, cioè sta venendo giù a pezzi, ma perché?
Le frane ci sono sempre state, ma certamente non con la frequenza e non dislocate in maniera strana come dopo Vaia. La tempesta di 2 anni fa ha stravolto il territorio, le frane, 3 solo nell'ultima settimana a Rio Gere, sul Pordoi e Fedaia, si verificano non più solo a ridosso delle montagne ma anche in zone di prato. Per questo, spiega l'amministratore di Veneto Strade Silvano Vernizzi, è necessario intervenire. Il nostro compito come Veneto Strade è quello di garantire la sicurezza degli automobilisti, dei cittadini comunque che utilizzano le strade che noi abbiamo in gestione, e anche l'obbligo insomma di mantenere la rete stradale in gestione transitabile possibilmente per tutto l'anno e possibilmente H24. In questi ultimi giorni le maestranze di Veneto Strade hanno lavorato senza sosta per la riapertura delle strade che portano al Fedaia e al Pordoi, ma in provincia le situazioni di allerta restano numerose e saranno tutte al vaglio della nuova commissione speciale. Speriamo di avere delle indicazioni più che altro per rendere più sicuri gli utenti delle strade in gestione nel Bellunese. Tema del Nevegal. Per rilanciare il Nevegal serve rinsaldare il patto tra pubblico e privato, ciascuno nella sua sfera di competenza. Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, interviene nel dibattito sempre più acceso sul futuro del Colle. Il Nevegal resta per i bellunesi un tesoro prezioso, in parte ancora inesplorato, dice. Nell'estate del chilometro zero del turismo di prossimità è il momento giusto per riscoprirlo e studiare offerte integrate. E le offerte sono arrivate dal privato a Pian Longhi. Si tratta di un'iniziativa importante, dice Berton, che ha saputo coniugare ospitalità innovativa, prodotti tipici, sport e wellness, proprio quei valori che oggi il turista cerca in ogni sua destinazione. In questa strana estate 2020, conclude, contrassegnata da tante criticità, è stato un segnale di grande fiducia, ma soprattutto un atto di amore nei confronti del territorio. Una notizia di cronaca curiosa e a lieto fine. Smarrito in Val di Zoldo, un escursionista portoghese di 31 anni ha chiesto aiuto ai parenti in patria inviando loro una mail dal proprio smartphone ed è riuscito ad attivare il soccorso alpino bellunese che lo ha individuato e portato in salvo. L'intervento è avvenuto la scorsa notte lungo l'Alta Via numero 1. L'alpinista, ferito dopo essere scivolato, è stato accompagnato all'ospedale di Belluno per i controlli del caso. Il primo mese e mezzo di lavori nell'ex chiesa dei Gesuiti a Belluno ha svelato la maestosità del luogo di culto settecentesco che durante l'epoca napoleonica divenne edificio militare. Stamane sopralluogo in cantiere. Altezze fino a 19 metri sotto le capriate che al colmo arrivano a sfiorare i 21 metri. Frammenti delle basi degli altari riemersi dai sondaggi eseguiti fino a una quota utile dove è stato ritrovato il pavimento originale dell'ex chiesa dei Gesuiti. Dopo un mese e mezzo di lavori cominciano a disvelarsi nuovi spazi che arricchiranno la città. In via Tasso il raggruppamento di imprese temporanee sta lavorando senza sosta per consegnare ai bellunesi una piazza coperta e una nuova sala polifunzionale. Importantissimo è il recupero all'uso. E però è importante anche che le finiture non facciano il nuovo, ma recuperino, puliscano e lasciano un'identità ai luoghi. L'ex chiesa dei Gesuiti si trova al di fuori del centro storico e perciò le opere di scavo sono definite semplici, pur se sui lavori vigila la soprintendenza. Relativamente a quello che riguarda l'archeologia, cioè quello che è conservato nel sottosuolo, abbiamo soltanto le opere relative alla chiesa dei Gesuiti, anche perché non siamo andati più in profondità, siamo al di fuori del centro storico, quindi di solito non ci sono resti di abitato, per esempio di età romana. In queste settimane è stato aperto il solaio costruito in età napoleonica, durante la quale la chiesa divenne una caserma. I lavori per un importo di 2.200.000 euro interamente finanziati dal Fondo per la rigenerazione urbana si concluderanno entro la prossima estate. La piazza e il salone saranno collegati all'accesso principale di via Tasso e al Parco Città di Bologna. Stiamo lavorando proprio per questa connessione con sia il fondo immobiliare che è proprietario della porzione di ex caserma verso Piazza Piloni, e sia con il demanio che è proprietario invece della parte opposta, diciamo verso via Tissi. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Domani ore 12 come sempre riparte la nostra edizione straordinaria. Arrivederci.
Benvenuti al meteo, queste le previsioni per sabato 8 agosto. In Veneto cielo sereno, poco nuvoloso, salvo qualche locale nube in più nelle ore pomeridiane in montagna, in genere senza precipitazioni. Temperature minime tra i 17 e i 23 gradi, massime tra i 30 e i 35 gradi. In Friuli Venezia Giulia tempo stabile da assolato ovunque, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature minime tra i 21 e i 25 gradi, massime intorno ai 34 gradi. In Trentino Alto Adige cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 31 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.